Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo un'ora e mezza assieme con tutte le notizie, le ultime notizie che arrivano dal Veneto e i collegamenti dalle nostre redazioni. Partiamo con la cronaca e andiamo in provincia di Vicenza per un incidente tra un'automobile e una moto sul Costo. Il centauro è rimasto ferito. Incidente stradale intorno alle 20 che ha coinvolto un'auto e una moto, avvenuto lungo la strada provinciale 349 del Costo. Centauro rimasto ferito a seguito dello scontro e la moto è finita in una scarpata a circa 10 metri di profondità rispetto alla sede stradale. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato la moto. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato all'ospedale di Sant'Orso, presenti anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza. Tiri in fiamme lungo l'autostrada A4 e traffico deviato sul bypass A28-A27 per chi proviene dalla direttrice Udine-Trieste. L'incendio che si è verificato nel tratto Portogruaro-San Stino di Livenza è probabilmente scaturito dal pneumatico sinistro dell'auto articolato. Ad accorgersene subito è stata una pattuglia della polizia stradale di passaggio per controlli che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Questo ha consentito il rapido intervento per staccare il rimorchio del mezzo carico di pellet dalla motrice e domare il rogo. Nessuna conseguenza per l'autista dell'auto articolato, però molte code, le operazioni per smassare il pellet e bonificare la carreggiata hanno costretto la concessionaria alla chiusura del tratto A4 Portogruaro-San Stino e l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Ed ora ci trasferiamo in diretta a Vicenza perché sale il livello d'attenzione per i cantieri della TAV che arrivano in città. Ci racconta tutto Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo in questo momento al confine tra il comune di Vicenza ed Altavilla, proprio dietro alle mie spalle la linea ferroviaria del secondo tratto della TAV che arriva da Altavilla e che entra in città. Ufficialmente, come dicevi, è caldo il momento perché c'è stato un primo incontro intanto in prefettura tra IRICAV 2 che ha presentato le date di inizio effettivo dei lavori. Si prevede la seconda settimana di luglio. In questo momento il collega vi fa vedere proprio questo che è uno dei cantieri d'appoggio al momento più organizzati, ma è già al lavoro, ma diciamo che il vero e proprio momento di attività sarà forse tra l'8 e il 10 di luglio, è ancora indicativo, ed è quindi il momento ufficiale per cui nel comune di Vicenza inizia questa opera ciclopica, ricordiamo, che porterà a questo beneficio, ma che porta anche a una serie di problemi di caldo, del calore, nel senso di tensioni sociali, perché comunque una delle prime tratte che andrà a essere lavorata è la zona dei ferrovieri del Bocciodromo e del Parco Lanerossi, quella parte dove in questo momento gli attivisti hanno ancora occupato, quindi si prevede momenti di tensione anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. Infatti è stato fatto il punto dal prefetto, anche da questo punto di vista un calore sociale che insomma si aspetta un'estate e soprattutto questo mese di luglio di iniziative anche in questo senso. Abbiamo fatto un servizio in redazione per ricostruire intanto le tappe del cantiere. È previsto il stop per 21 giorni dei treni ad agosto. Ecco, si dice tutto proprio il servizio e con questo restituisco la linea. Stop estivo per i lavori di potenziamento della rete ferroviaria per quanto riguarda la linea alta velocità, alta capacità. Dal 4 al 24 agosto ci sarà l'interruzione della linea tra Verona, Portanuova e Vicenza che riguarderà anche il nodo di Vicenza con la contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza e Schio. Garantita invece la tratta Vicenza-Treviso. Lavori di riqualificazione e manutenzione connessi al lotto Verona-Bivio-Vicenza inserito nel PNRR e del secondo lotto attraversamento di Vicenza. Sospese anche le fermate ferroviarie di Lonigo dal 24 giugno al 24 agosto e di Montebello Vicentino dal 24 giugno al 7 settembre. I due interventi più importanti sono il rifacimento delle banchine delle stazioni di Montebello Vicentino e di Lonigo, a Lonigo anche realizzazione del nuovo sottopasso di stazione, che sono interventi propedeutici a quella che sarà poi la nuova stazione di Lonigo che verrà realizzata con il completamento dei lavori dell'alta velocità.
Oltre a questo sono previsti una serie di interventi lungo la tratta Verona-Vicenza di tipo tecnologico e infrastrutturale al fine di massimizzare al meglio l'interruzione del servizio ferroviario. Nella stazione di Vicenza sono previsti interventi sul piano dei binari e interventi sulle pensiline e sulle banchine di stazione che sono propedeutici a quella che sarà in futuro la realizzazione del nuovo sottopasso di stazione. Sono lavori importanti, chiediamo ai pendolari, comunque ai turisti che in questi 20 giorni non potranno usufruire del servizio ferroviario di stringere i denti, ma sono interventi necessari. Ovviamente il servizio sostitutivo c'è. Da Venezia a Verona, da Verona a Venezia, il cliente che è destinato a queste località con Padova non farà alcun tipo di trasbordo, quindi salirà a Venezia, salirà a Padova e scenderà a Verona o viceversa. La relazione lenta tra Venezia e Grisignano di Zocco è garantita, sempre con cadenzamento orario. Le linee chiuse, quindi le linee dove non ci sarà il servizio ferroviario, sarà la tratta Grisignano di Zocco-Verona con una programmazione di 2 bus che attendono in appuntamento il treno regionale lento che arriva da Venezia. Per quanto riguarda la Vicenza Schio, è una linea dove non circoleranno treni, abbiamo programmato dei bus sostitutivi. E da Vicenza ci spostiamo a Treviso, torniamo alla cronaca perché una coppia di rapinatori ha seminato il panico lungo la Feltrina, hanno tentato il colpo al Toys Center, poi sono entrati nella farmacia di Postioma minacciando lo storico titolare: dacci i soldi e buttati per terra. Il bottino ammonta a circa 5.000 euro. Ho pensato, se non trovano abbastanza soldi che gli soddisfano, non so, spero che non mi sparino, ecco, tutto qua. La prima volta che mi succede, non mi è mai successo, quindi sono un po' scioccato, ecco, perché è una cosa che uno non si aspetta che possa accadere, purtroppo è successa anche a me. Ha temuto davvero il peggio e per questo è visibilmente scosso Marco Silvestri, il farmacista di Postioma, che nel primo pomeriggio si è trovato faccia a faccia con i 2 delinquenti che hanno assaltato la sua farmacia sulla strada Feltrina, all'angolo con via Chiesa, pieno centro. Quindi sono le 3:15, è lo stesso Silvestri a raccontare quegli attimi concitati. 2 persone incappucciate, vestite di nero, mi hanno intimato di dare i soldi e mi hanno detto di buttarmi per terra. Io mi sono buttato per terra, si sono presi i soldi e sono andati via con una moto a forte velocità, ecco, in direzione verso Ponzano. Al momento dell'irruzione all'interno del locale non ci sono clienti. Le parole dei 2 uomini travisati dal casco sono inequivocabili, parlano italiano. Dammi i soldi, mi hanno detto di buttarmi per terra erano abbastanza anche agitati a un certo momento e poi trovati i soldi, diciamo, se ne sono andati, ecco. E là mi sono un po' spaventato quando ho visto che si stavano un po' agitando, perché vedevo che non erano abbastanza, evidentemente per loro, non lo so. Il bottino è quantificabile tra i 4.000 e i 5.000 euro. Sul posto arrivano subito i carabinieri e di lì a poco si apprende che la stessa coppia criminale aveva tentato il colpo anche al vicino Toys Center, il negozio di giocattoli sempre sulla Feltrina. Qui i delinquenti alle 14:40, 5 minuti prima quindi rispetto alla farmacia, hanno forzato la porta antipanico e hanno tentato di prendere una cassa. Non riuscendoci sono scappati. Sul posto le volanti della polizia. Ora la caccia agli uomini è congiunta, non si esclude possano essere gli autori di altri colpi analoghi avvenuti recentemente nella Marca trevigiana. Non ho visto che avevano armi o no, quello no, però diciamo erano abbastanza decisi, ecco, sicuramente, quindi per non rischiare io non ho fatto reazione, perché sì, insomma, sì, i soldi passano sulla pelle, è una sola, ecco, tutto qua. Ed ora andiamo in Alta Padovana, in diretta a Fontaniva, dove si trova per noi Chiara Gaiani con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Questa mattina è stato il giorno dei funerali di Celai Fatos, colpito alla testa da un proiettile, morto dopo 3 giorni di agonia. Te la linea, Chiara.
Sì Filippo, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti al centro Nicolini di Fontaniva, dove è in corso in questi minuti il saluto molto silenzioso e composto di tutta la sua famiglia a Fatos Cenai. L'uomo, 58 anni, di origine albanese, lo ricordavi, è morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Padova, dopo che nella mattina dell'8 giugno, una domenica, è stato colpito da un proiettile. All'inizio sembrava fosse stato un incidente alla testa, era stato subito soccorso da 2 guardiacaccia e trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Quello che resta ancora un giallo, perché non si è ancora riusciti a stabilire nemmeno quale sia il calibro del proiettile. Un uomo buono, un uomo mite, così lo ricordano tutti a Fontaniva. Infatti tante persone stanno entrando alla spicciolata all'interno della sala messa a disposizione dal municipio per la famiglia di Fatos Cenai. Un religioso silenzio sta proprio salutando in questi istanti il loro caro. All'interno ci sono la moglie con i 2 figli, il genero e anche le 2 adorate nipoti. Fatos Cenai era arrivato un paio d'anni fa dall'Albania, qui dove era stato nell'Albania un agente penitenziario, qui lavorava in una fattoria didattica, proprio lì stava andando in quella tragica mattina di domenica 8 giugno. Il suo corpo poi da qui andrà al cimitero di Fontaniva, dove riposerà vicino alla famiglia, vicino ai suoi cari, vicino a quanti gli hanno voluto bene. Ecco, io direi che tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie ancora a Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Filippo, la linea da Fontaniva, può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani in collegamento in diretta da Fontaniva. È stata travolta Fossalta di Piave da un'auto che viaggiava a contromano e a velocità elevata ed ora è ricoverata con 5 costole rotte, un edema polmonare e un drenaggio toracico. Dal letto di ospedale a Sandora di Piave, Agnese Favaretto, residente a Tiene ma originaria di Fossalta, lancia un appello aperto a tutti coloro che abbiano visto qualcosa perché aiutino a identificare il responsabile dell'incidente. Il tipo che mi ha schiantato addosso 15 quintali di macchina è preso e se n'è andato via a gambe all'aria, credendomi morta, perché io ero riversa su un fianco. È una testimonianza drammatica quella di Agnese Favaretto, che dal letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di Sandona di Piave, dove è ricoverata, lancia anche un appello accorato rivolto a chiunque possa aiutare le forze dell'ordine a rintracciare il pirata della strada che l'ha travolta alle 8:05 di sabato mattina 14 giugno in via delle Industrie a Fossalta di Piave. Agnese vive a Tiene con il compagno, ma quel giorno era tornata a Fossalta per trovare la famiglia. Io stavo andando verso casa dei miei, stavo facendo la rotonda che era a 600 metri dai miei e di lì non ricordo nulla, vale a dire che ho un buco nero. Io so che cosa è successo da quello che ho saputo poi, vale a dire che una Mercedes bianca, una classe B, si è schiantata sul mio fianco della mia 147 seconda serie a folle velocità, più di 100 all'ora. E io sono stata sbalzata poi su un palo che ha concluso la corsa e la carambola della mia macchina. Quella macchina, andata distrutta, era stata vinta da Agnesi una ventina d'anni fa, quando era diventata campionessa italiana di guida sicura all'autodromo di Varano de Melegari in provincia di Parma. Le forze dell'ordine stanno lavorando per individuare il soggetto responsabile dell'incidente e alle forze dell'ordine appunto va tutta la nostra fiducia, il nostro sostegno e un ringraziamento va anche ai numerosi cittadini che si sono attivati per dare una mano nella ricostruzione dell'incidente e nell'individuazione del responsabile. Ogni piccola informazione, ha scritto Agnese su Facebook, qualsiasi dettaglio, anche se può sembrare insignificante, può essere decisivo per dare un nome e una responsabilità a chi mi ha quasi tolto la vita per poi scappare vigliaccamente. Sopravvivo alla giornata. Che feriti ha riportato? Allora, 5 costole rotte e ora ho attualmente
un drenaggio pneumotoracico da domenica pomeriggio. Non dovrei essere qui a scrivere, ha postato Agnese, eppure una catena di eventi, una serie di tasselli quasi impossibili si è allineata per salvarmi e perché non vi fossero ulteriori vittime. Ora la priorità è trovare il responsabile. Ed ora parliamo del 21enne annegato nel Piave Appasiano di Pordenone. Tragica fatalità, dicono gli inquirenti, la disperazione del padre. Per favore chiudete il Piave, ha detto, i nostri giovani non possono morire così. È andato al fiume, un fiume tanto pericoloso come questo fiume. Le chiedo al governo che per piacere, per favore, chiude questo fiume, tanti ragazzi che hanno morto colpa del fiume. Veramente questo è un dolore forte. È un messaggio disperato quello del papà di Daniel Denis Navas Reyes, il 21enne morto annegato nel Piave in un pomeriggio tragico di metà giugno. La famiglia, di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, non si dà pace, non può darsi pace. Il giovane stava prendendo il sole con un gruppo di amici sugli isolotti di ghiaia del fiume, sotto il ponte sulla Postumia, tra Fagare della Battaglia e Ponte di Piave. Qui si è tuffato per non riemergere più. L'allarme, partito da un'amica che inizialmente aveva parlato di 2 dispersi, ha portato a una vera e propria mobilitazione. Pompieri su M118, carabinieri. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato poco distante, a qualche metro di profondità. Da qui le operazioni di recupero, lo shock degli amici, il dolore lacerante dei familiari accorsi sul posto. Il 21enne, da quello che si apprende, era un esperto nuotatore, ma il Piave non gli ha concesso sconti. Di tragica fatalità parlano gli stessi inquirenti che nelle scorse ore, dopo aver raccolto le testimonianze di amici e testimoni, hanno restituito la salma ai familiari. Di Daniel Denis resta il ritratto del padre. Una persona trabajadora, de trabajo, lavorava in una fabbrica Prolitalia, una persona giovane, con tutto il futuro più avanti. Il ragazzo era una persona tutto corretta. Dalla tragedia privata nasce una richiesta collettiva: impedire che altri giovani trovino la stessa morte di Daniel Denis, così lo zio Moreno. In modo di mettere tanto controllo su questa cosa, magari più controllato, o magari anche chiuderlo, visto che ogni anno ci sono tante famiglie che soffrono per questa cosa. Chiedo per piacere altra volta che chiude questo fiume, per favore, attento, con tanti ragazzi giovani con futuro. Torneremo a occuparci di questa tragedia perché all'indomani della morte di questo giovane continuano i bagni sul Piave. C'è stata una presa di posizione di diversi sindaci. Ora però ci colleghiamo, ci chiede la linea Ilaria Marchiori, che si trova a Mira, dove dopo 30 anni si è conclusa la bonifica di via Teramo, e in compagnia con l'assessore regionale Roberto Marcato. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle nostre spalle si è appena conclusa la conferenza, ma a brevissimo ci sposteremo proprio in via Teramo, qui a Borbiago di Mira, perché questo è un traguardo importantissimo che è stato raggiunto, un traguardo che arriva dopo 30 anni, giusto Assessore? Sì, purtroppo c'era questa consuetudine nei nostri territori, si scavavano delle cave per estrarre argilla, ghiaia, e poi ahimè venivano tappate con rifiuti, come in questo caso rifiuti per la stragrande maggioranza pericolosi. E qui sono stati portati via 7.000 tonnellate di rifiuti per un costo complessivo di oltre 6 milioni di euro, e siamo riusciti, assieme al commissario dei Carabinieri, commissario straordinario generale Vadalà, e a Veneto Acque, siamo riusciti a ridare al territorio di Mira oggi un sito che non è più inquinato, che diventa un'opportunità. Un grande sforzo.
e ovviamente sono cambiati i tempi, nel senso che oggi c'è una sensibilità ambientale che al tempo evidentemente non c'era. Quindi questo fa sperare anche per altre azioni in tal senso? Sì, teniamo conto che la nostra parte come Regione noi l'abbiamo fatta attraverso la legge speciale per Venezia, che approfitto della vostra ospitalità per ricordare che dal 2011 questa legge di civiltà fatta proprio per la fragilità lagunare del nostro bacino veneziano non viene finanziata. Abbiamo scritto a tutti i governi perché arrivasse questo finanziamento, abbiamo scritto al Comitatone perché venga convocato, non abbiamo mai ricevuto risposta. Io credo che il Veneto, che in tanti anni ha dato molto a questo Paese e continua a dare, e che vede imprenditori e lavoratori che pagano le tasse e che contribuiscono ai servizi nazionali, meriti di avere questa legge finanziata. Non capisco che cosa aspetti il Parlamento e il Governo a rifinanziare questo strumento, ripeto, di civiltà. Anche perché la stiamo chiedendo da tanto tempo. Io la chiedo da quando sono arrivato in Regione, non ho mai smesso e non mi ha mai risposto nessuno. È questo che è suggestivo, suggestivo. Usiamo questo aggettivo. Va bene, ringrazio l'assessore Marcato, qui da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e all'assessore Marcato per questo collegamento in diretta da Mira con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi stavamo parlando della tragedia nella quale ha perso la vita un 21enne annegato sul Piave. Ebbene, purtroppo, nonostante questo, nel fiume si continua a nuotare, con i sindaci che chiedono un tavolo urgente perché il divieto di balneazione diventi effettivo. C'è chi continua a fare il bagno come se nulla fosse nelle acque del Piave all'indomani della tragedia. Quella che di fatto è una cattiva vecchia abitudine riguarda proprio tutti, giovani e meno giovani. Eppure il luogo della tragedia, costata la vita al 21enne Daniel Denis Navas Reyes, è tristemente noto. A parlare è Rino Lisetto, consigliere comunale a San Biagio di Callalta, memoria storica del luogo. Noi lo diciamo un torqueo che ha la funzione di girare, di andare giù e ti butta. Se tu non sai nuotare ti anneghi, perché quando ti senti trasportato da questo torqueo ti muovi. Se invece tu stai fermo, il torqueo ti porta giù e d'altra parte ti butta su, cioè è questione di breve tempo. Se invece tu dentro ti agiti, te resti là. Più in generale si riaccendono i riflettori su quello che sarebbe un divieto generale, quello di fare il bagno nelle acque del Piave. Lo ribadisce la sindaca Pillon, lanciando di fatto un appello anche ai tanti frequentatori dell'area che arrivano da fuori comune. Non ci sono le condizioni per consentire la balneazione in sicurezza. La balneazione in sicurezza ci può essere al mare, dove ci sono i bagnini, dove ci sono anche eventuali soccorritori, ma qui assolutamente non è possibile. Il fiume Piave ha delle correnti molto forti, si creano anche dei vortici che appunto non lasciano scampo, e quindi ne approfittiamo ancora una volta per lanciare un appello e ribadire di prestare la massima attenzione e ricordare il divieto di balneazione che è vigente. Il tema riguarda tutti i comuni riveraschi del Piave. Chiede un tavolo urgente con tutti gli enti coinvolti, Demanio incluso, il sindaco di Spresiano. È evidente che una cartellonistica senza una regola decisa possa servire bene a poco, e quindi io credo che sia davvero il caso che ci si trovi tutti assieme e si decida una volta per tutte come gestire il Piave. Regole certe, omogenee e soprattutto che possano portare ad evitare questo tipo di tragedie. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Padova, dove è ospite di un convegno il ministro della Difesa Crosetto. Naturalmente non mancano gli argomenti di discussione in questo travagliato periodo dal punto di vista internazionale. Sentiamo Crosetto. In alcuni casi non costa, che è quello che viviamo adesso, in cui riusciamo a coniugare perfettamente il diritto internazionale in una situazione, in un'altra ce lo dimentichiamo, in un'altra lo mettiamo da parte, perché prevale una visione di ordine internazionale rispetto a quella di un diritto diffuso internazionale. Questo perché è morta la multilateralità, l'ONU conta come l'Europa nel mondo, niente, meno di una nazione, non meno degli Stati Uniti, meno della Cina,
tra poco meno dell'India, meno di Israele. Il mondo nuovo in cui viviamo è un mondo dove la lotta non è solo quella che vediamo combattere per pezzi di territorio. La lotta è la supremazia tecnologica. La lotta del futuro tra le grandi nazioni, che si combatte soprattutto tra Cina e Stati Uniti, che è quella di sottofondo, è sulla supremazia tecnologica. Chi il primo che arriverà sull'intelligenza artificiale coniugata col quantum computer a vincere la sfida governerà il mondo. Lo disse 12 anni fa, una persona che non era uno scienziato, si chiamava Vladimir Putin, 12 anni fa. Ma voi sapete benissimo che parlare di intelligenza artificiale non significa parlare di risorse, perché Trump è interessato alla Groenlandia. Per 50.000 abitanti della Groenlandia? Perché la sfida del futuro si vince, ad esempio, con l'intelligenza umana, con la costruzione di algoritmi, con lo sviluppo di model language sempre più complessi e con meno sempre vincoli morali, come sta facendo la Cina, una catena di approvvigionamento energetico costante, perché sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale, come i grandi cerchi di immagazzinamento dati, richiede una capacità di potenza e di produzione energetica superiore a quella che abbiamo. Materie prime, vogliamo parlare della dipendenza dell'Europa, che non è più un attore globale però, neanche nella sua interezza, per 1000 motivi. Poi riapro una parentesi, non ha materie prime, non ha materie energetiche, ha un'età media di popolazione che arriverà a 47 anni, l'Italia nel 2100 avrà 27 milioni di abitanti in meno di quelli che adesso, solo per capirci quali sono le prospettive di crescita, e l'Africa nel 2100 avrà 3 milioni e 700 mila abitanti, 3 miliardi e 700 milioni di abitanti. Questo è il ministro Crosetto in diretta, sta partecipando a un evento organizzato da Padova Legge all'Università degli Studi di Padova. Come avete sentito si parla di politica internazionale ovviamente e di quelli che sono gli scenari futuri che non sono affatto facili, soprattutto di quello che bisognerebbe fare in Italia e in Europa. Noi adesso ci trasferiamo a San Zenone degli Ezzelini per l'ultimo saluto anche delle Penne Nere, degli alpini, che si è unito al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandro Ferraris. Colpo di scena nel processo per prostituzione minorile a carico del vicequestore Giovanni Belmonte. Il collegio del Tribunale di Udine, presieduto da Daniele Faleschini Barnaba, giudice a latere Camilla Del Torre. C'è stato un piccolo errore naturalmente, come vi sarete accorti, e questo è un servizio che vedremo tra pochissimo. Intanto vediamo il servizio che arriva dalla redazione di Bassano del Grappa. L'abbraccio delle Penne Nere si fonda al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandro Ferraris, uomo dal grande carisma, leader nel gruppo, guida per molti giovani e non solo, instancabile trascinatore sempre disponibile per la comunità. Oggi siamo davvero in tanti amministratori qui, come nella migliore delle sfilate, perché Alessandro, come giustamente è stato ricordato da tutti, ogni volta che incontrava una persona lasciava il segno, e questo l'ha fatto anche con noi sindaci, con le amministrazioni, con tutte le persone appunto che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso accogliente. Quindi davvero a nome di tutti i sindaci un grande abbraccio. Grande il dolore dei familiari duramente provati dalla prematura morte di Alessandro. Ale era un alpino. Io dicevo sempre, mio fratello è l'alpino più alpino che conosca. Ed è solo verità. Portiamo nel cuore sempre con il sorriso, perché un'anima così autentica ha fatto parte della nostra vita. La moglie Piera e la figlia Carlotta raccolgono il cappello con la penna nera, un'altra carezza per il loro alpino, per stringerlo ancora una volta sulle note della loro canzone. E ora andiamo a Udine per il processo all'ex vicequestore Giovanni Belmonte. Il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione, invece il dirigente di polizia è stato condannato a 1 anno e 4 mesi.
Colpo di scena nel processo per prostituzione minorile a carico del vicequestore Giovanni Belmonte. Il collegio del Tribunale di Udine, presieduto da Daniele Faleschini Barnaba, giudice a latere Camilla Del Torre e Roberto Pecile, non ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata sia dal pubblico ministero che dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Stefano Comand, e lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, più interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena e interdizione perpetua dal frequentare luoghi con presenza di minori. La prudenza suggerisce sempre, a fronte di queste straordinarie sorprese di esito, il contenimento dei commenti. È certo che c'è uno sconcerto di fondo, ma non solamente per le conclusioni che la pubblica accusa stessa aveva adottato, e ricordiamo essere una richiesta di assoluzione, ma proprio per lo stesso discorso che la pubblica accusa aveva fatto rispetto all'accusa, che entra in processo come processo indiziario. Che qualcosa non stesse andando come Belmonte si aspettava si è intuito dalla lunghezza della Camera di Consiglio. I giudici, prima di decidere, si sono ritirati per oltre un'ora. Belmonte, funzionario di polizia in servizio presso la questura di Udine all'epoca dei fatti contestati, poi trasferito a Treviso, era finito nei guai come conseguenza di un errore giudiziario nei suoi confronti, quando per uno scambio di persona era stato indicato da una ragazza minorenne che si prostituiva online come uno dei suoi clienti. Scagionato da quella accusa, la procura di Bologna, che aveva indagato e messo le mani sul suo telefonino, aveva scoperto una chat di 7.000 messaggi tra Belmonte e un'altra ragazza. Quest'ultima, anche in aula, ha però sempre negato di aver avuto rapporti sessuali con lui prima della maggiore età. Da qui la richiesta di assoluzione anche da parte del PM, poi il colpo di scena con la condanna. Nessuno di questi indizi è stato confermato durante l'istruttoria dibattimentale, per cui posso solo pensare che il Tribunale di Udine sia andato oltre in ogni valutazione possibile, ma è certo che dovremmo attendere la lettura delle motivazioni di questa sentenza, che fin d'ora possiamo dire impugneremo con massimo impegno. Torniamo ora in diretta all'Università di Padova, dove un importante convegno sta parlando il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Internazionali, garanzie collettive e non singole, non nazionali. E questo è il nostro compito in questo periodo, compito difficile da assolvere, perché, ripeto, sarà il periodo in cui conta il gas, il petrolio, i minerali, il numero di soldati, il numero di bombe, il numero di aerei, la capacità nucleare, perché purtroppo abbiamo cambiato epoca. E ritrovare un ruolo per noi e per il multilateralismo, per l'Europa in quest'epoca, deve partire dalla considerazione che non siamo più il centro del mondo. Non lo siamo perché siamo totalmente divisi. Perché guardi, io tutte le volte che vado in Francia mi rendo conto che il partito meno nazionalista francese è più nazionalista del più nazionalista italiano. Cioè, il partito più a sinistra in Francia è più nazionalista di quello più nazionalista in Italia, perché ognuno ha la sua storia dietro. E quindi la difficoltà francese di condividere la politica estera nell'Europa è probabilmente il blocco principale, e bisogna lavorare lì se vogliamo avere una politica unica europea, perché è il blocco più difficile da superare. Ma ciò che è il tema più rilevante adesso è il nostro peso, il peso che vogliamo avere in questo ordine mondiale che cambia. C'è un terzo fattore, e lo dico qua perché il ruolo fondamentale lo possono svolgere solo le università italiane. Nella corsa al futuro ci sono le materie prime, c'è l'energia. Direi che siamo pronti. E ci sono i cervelli. Faccio vedere questa cosa. Quindi la capacità di creare hub di pensiero, di crescita culturale, di crescita di ricerca è l'unica speranza per alimentare il nostro futuro.
Questo dunque il ministro Guido Crosetto, il ministro della Difesa, in diretta dall'Università di Padova. Vediamo che la situazione naturalmente rimane estremamente complicata a livello internazionale. Questa è l'apertura dell'edizione online del Corriere della Sera, quella che vi facciamo vedere tra un istante, che riporta le dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu: fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump. Naturalmente il riferimento è al possibile coinvolgimento militare degli Stati Uniti nel conflitto. Di seguito le dichiarazioni anche del presidente francese Emmanuel Macron: a Ginevra un'offerta di negoziato completa. Quindi continuano i combattimenti, ma naturalmente al lavoro anche la diplomazia. La seconda zona rossa di Padova, un mese dall'attivazione del provvedimento firmato dal prefetto Giuseppe Forlenza, ma contrastato dall'amministrazione comunale, che ha sempre ribadito che nel quartiere Arcella bastavano i controlli e non serviva la zona rossa. La prefettura traccia un bilancio. Le persone controllate da polizia, guardia di finanza e carabinieri sono state 1350, 7 gli arresti, 18 le denunce. 3 persone dovevano rispondere di una violazione amministrativa in materia di stupefacenti. Per 9 stranieri già denunciati per reati legati allo spaccio è scattata l'espulsione. Altre 10 persone sono risultate destinatarie di provvedimenti di prevenzione firmati dal questore di Padova. Nel quartiere sono state sospese in quest'ultimo mese le licenze di 2 esercizi commerciali. E nella zona del quadrilatero di Vicenza, attorno alla stazione ferroviaria, il comune scommette sul potenziamento della videosorveglianza. Guerra al degrado. La frontiera è qui, nel quadrilatero di strade che perimetrano la zona della stazione di Vicenza, dove i cittadini sono esasperati. Sono stanca di abitare qui per il degrado della zona, punto e basta, e sento che è arrivato il momento di chiedere che si faccia effettivamente qualcosa. È una situazione insostenibile, noi dobbiamo sentirci sicuri a Vicenza. Come ogni guerra, anche questa ha il suo piano. Il comune prevede il potenziamento della videosorveglianza con 4 nuove telecamere che saranno installate in Piazzale Bologna, Campomarzo, via Battaglione Monteberico all'incrocio con via Napoli e Corso Santi Felice e Fortunato. In questa zona di telecamere ce ne sono già moltissime, ma alcuni dei punti di quest'area non erano presidiati a dovere, quindi questo è un modo per blindare questa zona. Ce ne saranno altre se individueremo sia le risorse sia la necessità, cioè se arriverà dai residenti una segnalazione in questo senso. Le telecamere della videosorveglianza comunale sono sorvegliate sia dalla polizia locale, ma soprattutto hanno accesso a queste videocamere anche tutte le forze dell'ordine. Le telecamere di ultima generazione saranno dotate di visuale a 360 gradi con costante copertura delle zone interessate. Ogni occhio elettronico potrà essere orientato e avrà lo zoom ottico. Tutte le telecamere che sono implementate, che attualmente sono 122, alle quali si sommeranno queste, sono tutte ovviamente allacciate a tutte le centrali operative delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato, oltre alla nostra. Quindi diciamo che l'utilizzo è totale da parte delle forze di polizia. Il costo complessivo di questo potenziamento della videosorveglianza è di 90.000 euro, di cui la metà coperti dal comune, mentre per il restante è stato chiesto un contributo al governo. Certamente le telecamere sono una risposta concreta all'SOS sicurezza, perché filmano situazioni reali che i cittadini vivono tutti i giorni. Non hai percezione, questa è visibile, è fotografabile, è vivibile, questa non è percezione, è realtà. Bene il potenziamento della videosorveglianza, ma i cittadini qui chiedono più controlli. Ci sono persone che si siedono per tutto il giorno e nessuno chiede niente. Deve essere un controllo sistematicamente dalla mattina alla sera. Il sindaco da parte sua conferma che serve una presenza costante di forze dell'ordine, ma chiede al governo norme che permettano maggiore tempestività di intervento alle autorità competenti. È chiaro che ci vuole tante volte troppo tempo, perché quando qualcuno delinque, quando qualcuno commette reati è importante agire velocemente, per cui servono norme che ci consentano, meglio, che consentano alla prefettura, alla questura, alle forze dell'ordine di essere veramente efficaci.
La Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto ha portato alla luce un giro di fatture false per oltre 26 milioni di euro, 4 le società cartiere scoperte. Noi abbiamo riscontrato nella sola marca trevigiana, nella Castellana in particolare, le emissioni di fatture per 26 milioni di euro complessive. Articolato e complesso il meccanismo portato alla luce nell'operazione Mattone di Carta dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 6 persone per reati tributari legati all'utilizzo e all'emissione di fatture false. Le indagini hanno permesso di scoprire nel solo territorio della Castellana 4 società cartiere prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per vendere fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte in ambito edilizio, quantificati in oltre 1 milione di euro i proventi illeciti. Le Fiamme Gialle hanno richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la chiusura delle partite IVA coinvolte nel disegno criminoso al fine di impedire l'emissione di ulteriori fatture false. Una di queste società, tra l'altro, aveva anche richiesto la garanzia di un finanziamento bancario, portando appunto come giustificazione questo volume d'affari fittizio generato attraverso le fatture false. L'intervento ha permesso di impedire che a questa garanzia seguisse un effettivo sborso di denaro da parte dello Stato. Il sistema messo in piedi vedeva il coinvolgimento di altre imprese cartieri operanti, oltre che nella Marca, anche nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. L'attenzione dei finanzieri si è poi concentrata sugli utilizzatori delle fatture false, individuando in provincia di Treviso 2 società operanti nel settore dell'edilizia. E in un caso abbiamo addirittura la partecipazione a procedure pubbliche, quindi a gare d'appalto per 2.600.000 euro, motivo per cui sono state segnalate all'ANAC le situazioni sia relative alle violazioni tributarie che relative poi alla fornitura di false informazioni nel corso delle procedure di gara, situazioni che potrebbero portare alla sospensione della società dalla partecipazione a ulteriori procedure ad evidenza pubblica. Viaggi privati con auto di servizio. Udienza preliminare in tribunale a Padova per l'ex prefetto Francesco Messina, indagato con l'accusa di peculato continuato. Ha ribattuto punto su punto tutti i 53 episodi che gli sono stati contestati Francesco Messina, ex prefetto della città di Padova, che ieri si è presentato in tribunale per l'udienza preliminare del procedimento che lo vede indagato per peculato. A Messina è contestato di aver utilizzato gli autisti della prefettura per viaggi e commissioni private in un lasso di tempo che va dal luglio 2023 al settembre 2024. Il suo legale, Alberto Berardi, ha spiegato al GUP che sulla base di una circolare del Ministero dell'Interno i prefetti sono in servizio permanente 24 ore su 24, da qui la legittimità dell'utilizzo costante dei mezzi di servizio necessari a garantire un intervento immediato in caso di urgenza. La prima udienza si è conclusa con un nulla di fatto. Tutto è stato rinviato al 23 ottobre, quando il GUP deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio. Botte e minacce ad una compagna di scuola. La violenza poi è stata ripresa anche con i cellulari dai minori e postata sui social. La bulla, che ha appena 15 anni, è stata ammonita dal questore di Treviso. L'aveva presa di mira, la insultava, la offendeva costantemente fuori e dentro la scuola, fino a metterle le mani addosso. Un incubo per una studentessa minorenne perseguitata da una compagna di 15 anni. Tutto è iniziato ad ottobre, quando la bulletta, residente in provincia, ha deciso di tormentarla. Prima lo scherno, poi gli spintoni, soprusi che la giovane ha dovuto sopportare per mesi e mesi, fino a quando, esasperata e terrorizzata dalla compagna, ha avuto la forza di raccontare quello che stava accadendo ai genitori. Insieme si sono presentati dai carabinieri per denunciare. Per la bulla è scattato così un ammonimento da parte del questore di Treviso, Alessandra Simone. È già stato notificato alla ragazzina che è venuta nei nostri uffici accompagnata dai genitori e le è stato spiegato il motivo di questo, la ragione insomma di questo provvedimento. La giovane vittima ha raccontato che questi episodi di violenza accadevano anche fuori dalla scuola. In un'occasione la minore ha subito insulti e spintoni fino ad essere colpita da schiaffi al volto, mentre altri minori riprendevano la scena con il cellulare pubblicandola sui social network.
L'ultimo episodio a fine aprile, quando la minore, mentre era a scuola, ha ricevuto pesanti minacce di morte. A quel punto la vittima ha scelto con coraggio di parlare. Fondamentale per arginare questi comportamenti è che ci sia una rete, spiega il questore. Sono convinta che la famiglia e la scuola debbano essere i nostri interlocutori principali e debbano dare una mano alle forze dell'ordine. Voglio anche esternare il mio particolare apprezzamento per la ragazzina che ha subito queste condotte vessatorie, che ha avuto il coraggio ed è stata accompagnata dai suoi genitori, sostenuta dai genitori per andare a spiegare e a esporre questi fatti. Il provvedimento dell'ammonimento serve a far cessare subito questi comportamenti, non solo. Il nostro obiettivo è appunto colpirli con questi provvedimenti, ma affinché smettano di compiere queste condotte, proprio per cercare di recuperarli, perché il recupero è fondamentale. E ha suscitato indignazione a livello nazionale la diffusione sui social di alcune canzoni scritte da un giovane femminicida attualmente detenuto al carcere minorile di Treviso. Esposto dei genitori della vittima, mentre il Dipartimento della Giustizia vuole fare chiarezza, ma la polemica è anche politica. Ci sono delle verifiche in corso per capire chi e come abbia diffuso le canzoni scritte in carcere dal killer di Michelle Causo, la 17enne romana che nel giugno del 2023 venne prima uccisa brutalmente e poi portata su un carrello della spesa tra i cassonetti dell'immondizia. L'assassino, anche lui all'epoca dei fatti 17enne e oggi 20enne, si trova ora al minorile di Treviso, deve scontare una pena di 20 anni. Quel delitto, secondo i giudici, fu compiuto con ferocia e premeditazione. Scusa mamma, il titolo di una delle canzoni scritte da detenuto e che sono finite sui social, Instagram in particolare. Decisamente troppo per i genitori della vittima, autori di un esposto, mentre dal Dipartimento della Giustizia minorile, alla fine di una giornata convulsa, si afferma che video e testi non sono stati postati direttamente dal killer né dall'Istituto di Pena Minorile trevigiano. La stessa canzone, si chiarisce, era stata presentata nel corso di alcuni percorsi di trattamento e festival per giovani detenuti, ma il quadro risulta ancora poco chiaro. Nei mesi scorsi i genitori della vittima avevano denunciato altri messaggi equivoci e violenti, forse attribuibili al ragazzo o a persone a lui vicine. Si parla di un ex compagno di cella. Forse per me, io lo dico tranquillamente, io adesso vorrei andare a fondo, chiederò anch'io nei limiti di quello che mi è concesso e voglio capire come da un carcere possa uscire un'informazione online. A me poco interessa che sia l'omicida o un suo collega di cella. Io escluderei chiunque predica la violenza, i trapper che ho video di gente che insulta la nazione, insulta il buon vivere, insulta la civiltà del nostro paese. Recentemente nel carcere minorile di Treviso, per una visita istituzionale, si era recato il vice sindaco Alessandro Manera. Tra i ragazzi incontrati pure il killer di Michelle, anche se lo ha preso in un secondo momento. L'ho visto per pochissimi minuti assieme ad altri ragazzi. Chiaramente stiamo sempre parlando che siamo all'interno di un carcere, quindi ci sono anche delle misure di sicurezza importanti. Io spero che un giorno, uscendo da lì, perché prima o poi uscirà da là, possa capire il tipo di errore immenso che ha fatto, il danno che ha fatto a una povera vittima, ai suoi parenti, e quindi possa aver scontato la pena anche in una forma importante. Intervento dei Vigili del Fuoco attorno alle 10 di questa mattina. Siamo a Rubano, in provincia di Padova, per un albero caduto su alcune auto di passaggio sulla strada regionale 11 al chilometro 375. Illesi gli automobilisti, la squadra giunta dal comando di Padova ha rimosso l'albero e ripristinato la sicurezza nell'area. Sul posto anche la polizia locale. L'intervento dei Vigili del Fuoco è terminato intorno alle 11:15. Fortunatamente dunque nessuna conseguenza. Una novantina di reperti etruschi e greci datati tra il VII e il II secolo a.C. sono stati recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia e donati al Museo di Adria.
Una collezione formata da 88 reperti archeologici datati tra la fine del VII e la prima metà del II secolo a.C., appartenenti a produzioni antiche di Grecia, Magna Grecia ed Etruria. Un piccolo tesoro sequestrato nel luglio 2024 dal Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, che, dopo essere stato dichiarato di eccezionale interesse, è stato assegnato al Museo Archeologico Nazionale di Adria. Parte della raccolta, poi venduta da case d'asta, è proveniente da scavi clandestini e rinvenimenti fortuiti non denunciati. Per un'altra parte dei reperti sono state invece raccolte informazioni relativamente alla loro materiale detenzione che arrivano sino agli anni 70 del secolo scorso. Dirimente è stata la completa collaborazione alle indagini da parte dell'ultima detentrice in buona fede, una volta comprese lacune e criticità sull'originaria provenienza clandestina dei reperti. La loro tipologia, principalmente in ceramica, e il loro ottimo stato conservativo suggeriscono una provenienza da ambiti funerari. Ed ora parliamo di cybersicurezza, perché nasce VenQC, la prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta. È stata presentata nella sede di CAV a Mestre. Una rete di comunicazione all'avanguardia che garantisce uno scambio sicuro e inviolabile di dati tra istituzioni, aziende e cittadini. Si chiama VenQCI ed è la prima rete quantistica regionale d'Italia, progettata e realizzata da Regione Veneto, CAV e Università di Padova. Un passo in avanti, una tecnologia ancora nuova che oggi presentiamo, che dimostra la volontà di una regione a guardare avanti, insomma, di riuscire a garantire il funzionamento del quotidiano, così come fa ogni giorno la Regione del Veneto, nei dati, nella sicurezza, nella produzione di tutto quello che riguarda sanità e macchina amministrativa, ma traguarda a quelle che sono le nuove tecnologie, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione di un progetto nato qualche anno fa che oggi è un prodotto concreto. La rete infatti è già attiva tra le province di Padova e Venezia ed è composta da 5 nodi quantistici, ognuno dotato di dispositivi per la generazione e lo scambio di chiavi quantistiche, distribuiti su un'area di circa 40 chilometri, per rendere il sistema ancora più sicuro. Permette la sicurezza la trasmissione di un dato sicuro, che non avrete letto qualche mese fa tutti sui giornali, no? Che è quello che è successo perché Google non funzionava sulla Brennero, no? La Brennero era vuota e la statale per Vipiteno era pienissima. Questo perché? Perché Google dava un'informazione sbagliata su come si distribuiva il traffico. Ecco, questo non può capitare. La cosa importantissima è che il dato che viene trasmesso da un punto all'altro sia il dato corretto e sicuro. VenQCI si basa su tecnologie che sfruttano i principi della meccanica quantistica per generare e distribuire chiavi crittografate in grado di proteggere le comunicazioni da qualsiasi tentativo di manomissione o intercettazione. In questo caso uno opera sapendo che se avviene un cortocircuito in uno dei computer non scompare automaticamente tutta l'informazione su chi in questo momento è in transito nell'autostrada o ha pagato o non ha pagato, oppure dove si è formata una coda, ma sa che c'è una copia che si può utilizzare e può sostituire questo nodo che è venuto a mancare. Da Mestre a Vicenza per parlare del processo alla ex Miteni, in attesa della sentenza di primo grado che è stata fissata per il 26 di giugno, le mamme No Fas hanno sfilato in fiaccolata. Oltre 300 parti civili, 130 udienze, numeri del maxi processo ex Miteni e PFAS iniziato 4 anni fa, che si appresta alla fase finale, sentenza fissata per il 26 giugno. La richiesta totale di pena dei pubblici ministeri per 9 dei 15 imputati è stata di un totale di 121 anni e 6 mesi. E intanto le mamme No PFAS, che negli anni hanno promosso diverse iniziative per sensibilizzare su vari temi legati all'ambiente, tornano a far sentire la loro voce e insieme ad altre associazioni ambientaliste a promuovere una fiaccolata serale in attesa della sentenza. Ci sarà una fiaccolata il 20 giugno alle ore 21 davanti al Tribunale di Vicenza. Invitiamo tutti a partecipare
e prima della sentenza che sarà il 26 giugno. Ci aspettiamo una sentenza equa, non la chiedono le mamme no fas, la chiedono tutti i cittadini. Ci aspettiamo la bonifica che non deve essere dimenticata, la bonifica del sito Miteni. Chiediamo che inquinare diventi reato. Ora parliamo della petizione sottoscritta da 140 commercianti a Treviso. Arriva la replica del sindaco Mario Conte che non esclude, se necessario, cambiamenti all'interno della giunta comunale. Sì, ovviamente la prima reazione è di dispiacere, perché io ho cercato sempre di basare l'operato della mia amministrazione attraverso il dialogo, il confronto. Evidentemente questo elemento è mancato, viene anche sottolineato nella lettera dei commercianti, quindi sono io a essere il primo dispiaciuto. È di dispiacere la prima reazione del sindaco Mario Conte di fronte alla petizione di Veneto Imprese Unite, insieme ad altre associazioni di commercianti del centro, arrivata sulla sua scrivania e sottoscritta da 140 esercenti. Una dura presa di posizione del settore contro l'amministrazione comunale, colpevole, a loro dire, di mancanza di visioni e strategie. Dai parcheggi agli eventi sportivi che paralizzano la città. Il primo cittadino, recepite le osservazioni, si dice pronto a mettersi in moto in prima persona per recuperare il rapporto con i commercianti. Ci sono alcuni punti tematici, alcuni che condivido, alcuni sui quali possiamo lavorare, alcuni sui quali invece dobbiamo discutere in modo approfondito, però non deve mancare mai il confronto e tra le righe mi viene evidenziato che c'è proprio questa mancanza di un punto di riferimento all'interno dell'amministrazione. Quindi sarà mia cura adesso sentire tutti i rappresentanti del tavolo del commercio in forma privata per capire se questo sentiment è diffuso e poi farò le mie valutazioni, fermo restando che già dai prossimi giorni comincerò un'azione importante di ricucitura con i commercianti in prima persona. La mancanza di un punto di riferimento per gli esercenti all'interno dell'amministrazione è una delle osservazioni raccolte nella petizione e tra le righe impossibile non leggere il nome dell'assessore di riferimento Vettoretti. Devo capire realmente qual è il sentiment cittadino nel mondo del commercio nei confronti dell'assessore di riferimento e della giunta per poi prendere la decisione più giusta e sempre e solo per il bene della città. Prima dunque un confronto con i commercianti, poi un'analisi tutta interna alla giunta con Conte che non esclude cambiamenti nella sua squadra. Ovviamente cercherò di capire qual è il problema e dov'è il problema. Se il problema sono alcuni comportamenti in giunta, ovviamente dobbiamo metterci al lavoro per correggerli. Se i problemi sono troppo marcati e insormontabili, ovviamente sono anche pronto a prendere delle decisioni importanti e magari a cambiare qualche elemento. Intanto anche l'opposizione va all'attacco di Casugana. Oggi l'attività è ferma, sui parcheggi ci siamo bloccati nella palude del Park Vittoria, mentre servono scelte strategiche per rilanciare un centro storico, servono residenti, servono attività durante la settimana e servono attività che possano attrarre in città non solo turisti ma anche i cittadini. E c'è un nuovo colpo di scena nella lunga storia dei lavori di Piazza Duomo a Rossano Veneto. L'amministrazione comunale ha risolto il contratto con il direttore dei lavori. Non c'è pace per i lavori di Piazza Duomo a Rossano Veneto. A più di 5 anni dal via, dopo tanti intoppi, pochi giorni fa anche le categorie economiche hanno chiesto di accelerare e completare l'opera per andare incontro a commercianti e imprenditori stremati dalla lunga attesa. E invece no, la novità non va in questa direzione. L'amministrazione comunale, si legge in una nota, ha deciso la risoluzione del contratto con il direttore dei lavori di Piazza Duomo, Francesco Tonietto. L'11 aprile c'è stata la formale contestazione di inadempimenti ritenuti gravi ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Come previsto dall'ordinamento è stato garantito il contraddittorio, durante il quale il professionista ha avuto facoltà di presentare controdeduzioni, ma le giustificazioni fornite sono state valutate non idonee a sanare le criticità rilevate e pertanto si è provveduto, dice l'amministrazione, allo scioglimento del contratto. Ora si sta individuando un nuovo tecnico abilitato a subentrare nella direzione dei lavori. Obiettivo: fare più in fretta possibile. La sensazione però è che invece le sorprese non siano finite.
Carenza di medici di base e liste d'attesa. Sono queste le criticità emerse nel questionario sottoposto ad oltre 1000 iscritti della SPI-CGIL di Treviso. Un quinto dei cittadini si rivolge alla sanità privata. Una sanità, quella pubblica, che fa fatica a risalire la china. A spiegarlo è Vigilio Biscaro, segretario SPI-CGIL, commentando i risultati del questionario a cui sono stati sottoposti alla fine del 2024 1000 trevigiani iscritti al sindacato. Fra i problemi da risolvere rimangono la carenza di medici di medicina generale e i tempi di attesa per ottenere una visita sia dal medico di base che con il CUP. L'altro dato è che la popolazione di Treviso, indipendentemente dall'età, se non ha risposte immediate dal servizio sanitario, si rivolge o allo specialista privato oppure al farmacista. Fa pensare un altro dato emerso. Se i tempi di attesa sono valutati inadeguati, il 31% degli intervistati ha spiegato che si è curato da solo, il 23% si è rivolto al privato, il 13% si è recato al pronto soccorso, il 16% dalla guardia medica e il 17% dal farmacista. Ma a far da leone è ancora la carenza dei medici di base, un problema che in alcune zone si sente maggiormente. Conegliano in 4 anni ha registrato un aumento di carenze di medici di medicina generale che si è arrestato nel 2024, ma che comunque è molto alto, perché siamo a 26. L'Opitergino Mottense ha continuato a crescere. Dunque maggiormente carenti sono nel distretto di Vittorio Veneto, con 26 medici di base mancanti nel 2024, il distretto dell'Opitergino Mottense 20 medici di base mancanti, il distretto di Treviso Sud, dove nonostante siano entrati in servizio 2 nuovi medici di medicina generale, tra il 2023 e il 2024 ne mancano all'appello ancora 19. Rimane la fiducia però piena della popolazione verso i medici di base. Emerge anche una richiesta di aiuto, specialmente per la popolazione over 70, over 74, di accompagnamento rispetto alla salute dai medici di base. In effetti la fiducia, lo dicevo anche prima, sul medico di base rimane intatta, anzi aumenta. Fondamentale la sanità territoriale. Assolutamente, e allora se sulle case della comunità abbiamo speso soldi e va bene così nel costruirle, bisogna spendere risorse, soldi nel recuperare il personale. Linfoma e leucemie, 100° paziente trattato dall'ospedale San Bortolo di Vicenza con terapie cellulari. Sono passati 5 anni da quando il primo paziente affetto da una forma particolarmente aggressiva di linfoma veniva infuso presso l'ospedale di Vicenza con una terapia CAR-T. All'epoca primo centro autorizzato AIFA in tutto il nord e a tutt'oggi unico per la terapia delle forme oncoematologiche dell'adulto assieme all'Università di Verona. Da allora l'utilizzo di questa terapia è diventato uno standard terapeutico grazie ai positivi riscontri ottenuti, anche grazie alla casistica raccolta in questo arco temporale al San Bortolo. E proprio qui è stato raggiunto il traguardo del 100° paziente trattato con la terapia, per la quale l'unità operativa complessa di ematologia dell'ULSS 8 Berica conta la maggiore casistica a livello regionale e tra le maggiori a livello nazionale ed europeo. Si tratta di una metodica all'avanguardia con margini di sviluppo, come ha spiegato il dottor Alberto Tosetto, direttore dell'ematologia del San Bortolo. Per i pazienti significa ricevere al posto di una terapia convenzionale con farmaci chemioterapici o immunoterapici una terapia con delle cellule attive contro il loro tumore, per cui una terapia che ha la possibilità di persistere anche nel tempo e che determina un maggior numero di risposte complete e di remissioni complete, per cui noi parliamo di guarigioni in questo caso, in circa una percentuale dal 50 al 60% dei pazienti. Continuiamo a parlare di sanità, ci spostiamo a Feltre. Non c'è solo l'Alzheimer tra le patologie che portano alla perdita delle capacità cognitive. Oggi si cerca di intercettare la malattia il prima possibile, cercando di mitigarne, dove possibile, gli effetti.
Demenza, un problema da affrontare senza darlo più, come un qualcosa di fronte a cui arrendersi a priori. Ne è colpito l'8% della popolazione degli ultra 65enni, il 20% degli ultra 80enni, quasi il 50% degli ultra 90enni, e le donne ne sono colpite più degli uomini. C'è un problema chiaramente quantitativo, ricordiamo che nel Bellunese sono 3.000 le persone stimate che hanno questo tipo di problematica intesa in senso lato, e poi di qualità perché il carico assistenziale che queste persone comportano attorno a sé è importante. In Veneto ne soffrono 65.000 persone, come detto 3.000 in provincia di Belluno, con oltre 1.300 visite effettuate per questo ogni anno. Per loro e per le loro famiglie, dai CDCD, Centri per i disturbi cognitivi e demenza, sono stati pensati percorsi di aiuto e di supporto che si articolano con i centri di sollievo per i pazienti e con i gruppi di ascolto per i loro familiari. Bisogna essere attivi, i familiari devono essere al centro con il paziente, e se una persona è consapevole della diagnosi può anche accettare meglio le cure e le terapie, aderire meglio a quelli che sono i poi progetti, lo stesso la famiglia, quindi non più da vivere passivamente ma attivamente anche partecipando a quelli che sono poi i progetti che abbiamo visto oggi. Quanto è importante accorgersene in tempo utile? E la diagnosi tempestiva è fondamentale perché si approcciano meglio e prima i bisogni della famiglia e della persona, per cui è fondamentale arrivare presto a fare una diagnosi, quindi importantissimo. Ci fermiamo un istante, ci vediamo tra pochissimo. Bentrovati con Focus TG, sempre in diretta, come sapete in pieno svolgimento l'esame di maturità che coinvolge ben 39.000 studenti veneti, sono oltre 400 i maturandi al lavoro al liceo Brocchi di Bassano, alcuni li abbiamo incontrati al termine della seconda prova scritta. Il gran ritorno di Cicerone con il De Amicizia al liceo classico, una prova scritta di matematica con citazione di Cartesio. La ragione non è nulla senza l'immaginazione, forse un piccolo aiuto allo scientifico, e poi temi per scienze umane, inglese e linguistico e tutti gli altri scritti. Archiviata quasi per tutti anche la seconda prova della maturità 2025 con studenti tutto sommato soddisfatti. Ho fatto la prova di scienze umane e penso sia andata bene, comunque erano argomenti di antropologia e sociologia e è andata molto bene perché se fosse uscita pedagogia non ne avrei saputo molto, però bene, sono contenta. Abbiamo avuto una traccia di economia bella tosta, è abbastanza difficile ma insomma è andata, l'abbiamo fatta, adesso è finito, ora bisogna studiare per gli orali. Quando ce l'avrai? È il primo giorno, martedì, quindi insomma quasi tra poco. Devo dire che inizialmente appena ho visto la traccia ho provato terrore perché quest'anno non abbiamo approfondito antropologia ma abbiamo approfondito più sociologia e pedagogia, però dopo un attimo di panico, con calma, profondi respiri, ce l'abbiamo fatta. Orale già fissato? Sì, ho la data però non la dico per scaramanzia. Chi qualcosa da recriminare ce l'ha sono i maturandi del liceo scientifico che, citazioni a parte, si sono trovati davanti 2 problemi e 8 quesiti. Era molto difficile e anche non c'erano molti problemi che dicevi a prima vista che erano molto semplici, quindi ecco. Ti aspettavi qualcosa di più semplice? Guardando la prova dell'anno scorso sì, pensavo fosse molto più semplice, invece si è rilevata difficile. Sì. Via gli iscritti, studenti pronti o quasi per l'orale che al liceo Brocchi inizierà già lunedì prossimo. Ma com'erano gli studenti quest'anno? Quest'anno li ho visti più rilassati degli anni precedenti, non ho visto ragazzi molto agitati, molto in ansia, hanno preso la prova stampata, l'hanno letta attentamente da quelli del classico, delle scienze umane, dell'economico sociale o degli altri indirizzi e si sono messi a lavorare. Finora direi bene come approccio e mi pare di capire anche bene come preparazione.
E ora ci spostiamo di poco, andiamo a Marostica, da dove arriva una notizia che ha dell'incredibile. Un'enorme voragine si è aperta in mezzo alla strada nella frazione collinare di San Luca. La voragine porta dritta nelle gallerie scavate nella Seconda Guerra Mondiale come opera difensiva del territorio. Ce lo racconta Ferdinando Caravello. Siamo a San Luca di Marostica, una frazione appollaiata sulle colline marosticensi, dove qualche giorno fa si è creata una voragine in mezzo alla strada. Questa è una zona di frane, una zona di smottamenti, lo raccontiamo purtroppo molto spesso nei nostri telegiornali, ma questa voragine è un po' una novità perché c'è un buco molto profondo, come potete vedere la strada è già stata transennata e chiusa, e qui però bisogna fare una premessa, perché solo qualche anno fa, in uno degli scherzi del 1° d'aprile della nostra emittente, avevamo raccontato di una galleria della Seconda Guerra Mondiale di Marostica nella quale erano stati trovati dei denari abbandonati alla fine di quel periodo bellico, con uno zaino, con dei documenti. Poi come abbiamo potuto raccontare ai nostri telespettatori, si era trattato solo di un pesce d'aprile che però ci aveva permesso di introdurre un tema, ovvero quello di un patrimonio, quello della Seconda Guerra Mondiale, che è ancora molto presente qui in zona. Ebbene, questa volta non c'è niente da ridere, non c'è niente da scherzare, perché in fondo a quella voragine che adesso vi facciamo vedere c'è una galleria della Seconda Guerra Mondiale vera e propria. Si vede il buco, adesso fortunatamente è stato già chiuso, transennato, ma si vede la voragine che va fino a giù, profonda metri e metri. Lì sotto passa una delle gallerie fatte scavare qui alla fine della Seconda Guerra Mondiale come opera difensiva, poi non è servita a niente, è stata interrata nel corso degli anni. Ci dicono che gli ingressi siano ancora presenti nel folto del bosco, ma che siano stati interrati e chiusi. Probabilmente se n'era persa la memoria, forse qualcuno che all'epoca era ragazzino, che ci aveva giocato prima che le chiudessero, se ne ricordava, però adesso si riscopre tutto questo. Si riscopre che è anche un rischio, perché se si sono create dei buchi sotto le strade, il rischio è che davvero questa voragine sia solo la prima. Quindi è una situazione molto complessa che fa trovare una sorpresa davvero incredibile a Marostica, ma per capire cosa sta succedendo abbiamo parlato anche col sindaco. Adesso dovremo fare naturalmente tutte le verifiche del caso con l'incarico al geologo e anche con tutta una serie di video ispezioni. Comunque diciamo che nella parte sommitale è sicuramente un cedimento naturale, si vedono anche le rocce molto arrotondate, segno anche del carsismo, quindi lo scorrimento dell'acqua che nel corso dei secoli ha arrotondato le pietre letteralmente anche in profondità. Nella parte più bassa, però quella visibile a occhio nudo, si vede che la galleria, per quella che sembra una galleria, ha delle dimensioni diciamo importanti, quindi probabilmente è un prolungamento di tutta quella linea di difesa che abbiamo su tutto il fronte collinare di San Luca, da Marostica fino a San Luca, della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo già recuperato molti siti con il progetto Altavia della Grande Guerra con la provincia di Vicenza, dove abbiamo sistemato gallerie e bunker. Nell'area di San Luca, dove c'è appunto la chiesa e quel crinale dove si è aperta la voragine, anche a detta degli speleologi ma anche di qualche locale, appunto sembra che ci fossero più gallerie costruite dalla TOD, quindi siamo in periodo Seconda Guerra Mondiale, come linea di difesa per lo sfondamento. Ecco. A Marostica non ci si annoia mai. Sindaco, possiamo dire, avete già le frane per le quali avete recuperato importanti finanziamenti. Se si dovesse aprire adesso un fronte con il quale bisogna fare i conti con quello che è stato fatto 80 anni fa, insomma la situazione comincia a diventare davvero complessa. Ma quello che avevamo verificato proprio su via Valeri, che tra l'altro in linea d'aria sono sì e no 150 metri, perché è proprio al di sotto di via Valeri, proprio questo, sono visibili nel terreno tutta una serie di
quelle che oggi sembrano delle canalizzazioni, in realtà non sono canalizzazioni, sono linee di trincee in molti casi, e sono linee che hanno tagliato i fronti collinari anche in profondità, e quando succede questo poi l'acqua si incanala, e quindi probabilmente nel corso degli 80 anni poi è arrivato al punto critico del 2024. Speriamo che la situazione si stabilizzi, perché ripeto, l'ufficio tecnico non riesce più a dare riscontro a tutte le richieste che abbiamo sul territorio. Quindi avete sentito, la situazione è molto complessa, potrebbe restare per settimane qui questo cantiere. Fortunatamente la strada per accedere alla chiesa di San Luca è doppia, quindi si accede anche da un'altra ala, ma questo apre tutto un nuovo fronte in una zona in cui già le frane avevano creato parecchi problemi. Solo di pochi giorni fa la notizia è che il comune è riuscito ad accedere appunto a importanti finanziamenti per sistemare, tamponare quelle che sono le frane, gli smontamenti di tutta una zona. Adesso si apre tutta la partita delle voragini e di quello che è stato dimenticato dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa dunque è la situazione che si è scoperta a Marostica. Noi ci fermiamo ancora per un istante, non andate via, torniamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. Tra grandi classici e nuove proposte, attori affermati e interpreti esordienti, il Teatro Stabile del Veneto ha presentato la nuova stagione dopo un decennio in cui è cresciuto sia il numero di produzioni che di assunzioni di artisti. Carlo Scarpa e le arti alla Biennale, un legame strettissimo tra l'architetto Carlo Scarpa e Antonio Canova, e non solo, perché c'è anche l'amico e architetto Gelmini. Diventa davvero un modo per ampliare a 360 gradi l'arte in questa splendida cornice che è la Gipsoteca Canoviana. Con me la direttrice della Gipsoteca Canoviana Moira Mascotto e il sindaco di Possagno. Io partirei proprio dalla direttrice per cercare di capire questo filo rosso che lega questi tre grandi dell'arte italiana. Un progetto a tre, partendo da Carlo Scarpa, che è intervenuto qui a Possagno nella seconda metà del secolo scorso per un ampliamento che a oggi è considerato una delle più alte testimonianze dell'architettura museale appunto del secolo. Uno Scarpa che ha voluto omaggiare, che ha voluto celebrare il nostro scultore, che ha voluto omaggiare Canova, ma ancora il terzo protagonista è Luciano Gemin, allievo di Scarpa, collezionista, e con questa mostra riusciamo attraverso le opere raccolte da Gemin a raccontare Scarpa nella sua poliedricità, e quindi uno Scarpa che oltre ad essere un progettista all'interno della Biennale si è messo in gioco come artista, e quindi abbiamo alcune delle opere che lui ha realizzato per la Biennale del 68. Ancora abbiamo una sezione dedicata ai vetri, perché Scarpa ha lavorato per oltre 20 anni insieme con i maestri di Murano, e quindi prima con i Capellin, poi con Venini. Quindi una mostra interessante che ci racconta le varie sfaccettature dell'architetto veneziano. Sindaco, in questo luogo specifico poi tra l'altro c'è un progetto ampio di riqualificazione, di ampliamento e insomma di valorizzazione di quella che è già un'opera d'arte in sé. Assolutamente, negli anni passati noi siamo intervenuti prima nella casa, poi nella Lazzari con un restauro importante chiuso l'anno scorso, adesso tramite un finanziamento della sovrintendenza e un intervento diretto della sovrintendenza stiamo intervenendo sulla Scarpa, ma il nostro museo sta crescendo tanto, i numeri lo dicono, siamo passati da circa 40.000 visitatori pre-Covid a ora stiamo attestando intorno ai 70.000, quindi questa crescita va sostenuta. Noi come amministrazione lo vogliamo fare, l'abbiamo fatto spostando il municipio qualche anno fa proprio per dare spazi nuovi al museo, però il sogno è quello di avere un nuovo ampliamento, come c'è stato appunto l'ampliamento Scarpa nel 57, come c'è stato l'ampliamento Gemin, il
il sogno nostro è quello di avere un nuovo ampliamento che parli della contemporaneità, che parli del nostro tempo, e quindi magari attraverso un concorso di idee aprirlo ai grandi architetti del nostro tempo, proprio per avere questo nuovo spazio espositivo e seguire la crescita esponenziale del nostro museo. E poi proprio la chicca, una medaglia che arriva direttamente da Roma dal nostro presidente Mattarella. Esatto, un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica che ovviamente ci onora ed ha anche lo spessore del progetto espositivo. Allora, questa era la prossima iniziativa al Museo Gipsoteca Antonio Canova a Possagno, dedicata a Carlo Scarpa. L'anteprima è stata seguita per noi da Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Renzo Rigonne. Ora andiamo al Teatro Stabile del Veneto per la prossima stagione teatrale. Io spero che anche nelle proposte più drammatiche riusciamo a contaminare il nostro pubblico di gioia, di piacere, della partecipazione dell'evento, dell'accadimento teatrale. Io credo, e credendo appunto che sia un rito collettivo, credo nel benessere della partecipazione al rito teatrale e anche nel suo divertimento. La stagione 25-26 del Teatro Stabile del Veneto parte sotto gli auspici di un triennio in cui ha aumentato del 21% le sue alzate di sipario, con una presenza del pubblico cresciuta del 56%, che ha superato nel 2024 le 175.000 presenze. Grazie all'aumento di spettacoli prodotti dal Teatro Stabile del Veneto nelle proprie sedi è anche aumentato il numero di artisti e tecnici scritturati, più 19%, e il numero assoluto di contratti di scrittura, più 38%. Abbiamo studiato, abbiamo avuto capacità di sedurre il pubblico, sì, abbiamo avuto questa capacità. Abbiamo avuto da parte delle istituzioni un grande aiuto, certo, e poi abbiamo avuto anche fortuna. La stagione 25-26 porta all'interno della Fondazione Teatro Stabile del Veneto importanti cambiamenti ma anche tante conferme, a partire da un cartellone di 80 spettacoli, di cui 37 in abbonamento, 12 a Venezia, 12 a Treviso e 13 a Padova, pensato per intercettare un pubblico sempre più vasto, tra grandi interpreti, nuove proposte e classici intramontabili. Quello che mette tutto insieme è l'incontro tra i grandi autori con i grandi attori e le grandi attrici del panorama nazionale. Sono convinto che gli attori italiani e le attrici italiane nella storia abbiano insegnato non solo a recitare, ma io credo anche un po' a pensare e a vivere in tutto il mondo. Per la sua nuova regia, il direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto, Filippo Dini, ha scelto il Gabbiano di Anton Chekhov, portando al suo fianco sul palcoscenico un interprete come Giuliana De Sio. In cinema ho fatto con Alberto Sordi il Molière, ho fatto con Gianni Amelio Ibsen, ho fatto Chekhov, ho fatto con Elio Petri e Mastroianni, ho fatto Sartre, quindi io i classici li ho fatti, però li ho fatti sempre davanti alla macchina da presa. È la prima volta che faccio un classico in palcoscenico e lo faccio perché c'è Filippo, perché io adoro Filippo come regista. E per il futuro il Teatro Stabile allarga i confini. C'è un progetto importante che porta tutti i teatri che vogliano farlo, da Verona fino alla Croazia, a mettersi insieme per costituire un gruppo di pressione migliore, più forte per l'Europa, perché è l'Europa che ha i soldi, e per essere più capaci di promuovere i singoli spettacoli. Parte a Campodoro la 40ª edizione della Festa della Trebbiatura, con molte novità. Trasferta in Laguna, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, per la festa della Trebbiatura di Campodoro, che taglia quest'anno il traguardo delle 40 edizioni. A presentarla il presidente della prima commissione Luciano Sandonà con il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo e il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro. Il racconto di un rito antico per le nostre terre, la festa della Trebbiatura, sostenuta dal lavoro di tantissimi volontari. Accanto alle mostre dedicate ai braccianti veneti e agli esuli istriani, quest'anno la festa, che avrà un preludio dal 20 al 22 giugno e la manifestazione vera e propria dal 26 al 29 giugno, ospiterà un raduno dei trattori superlandini che sfileranno in notturna. Uno spazio è stato pensato anche per i bambini che frequentano le scuole comunali, che completeranno il viaggio del chicco di grano dalla semina alla mietitura, ricevendo un mazzo di spighe sabato 21 giugno.
Ed è conto alla rovescia anche per una delle feste più autentiche e amate di Venezia, la festa di San Piero del Casteo. È arrivata la 55esima edizione e dal 25 al 29 giugno, come da consolidata tradizione, la festa di San Piero del Casteo unirà momenti di socialità, fede, cultura e spettacolo con un programma rivolto a tutte le fasce d'età. Organizziamo questa festa soprattutto per gli abitanti di Venezia. Siamo un'associazione nata 40 anni fa, lavoriamo con il cuore, abbiamo oltre 150 volontari che durante la festa collaboreranno, siamo quasi pronti per iniziare, abbiamo lavorato moltissimo questi giorni per allestire il campo San Pietro. L'impegno dei volontari che mantengono viva questa tradizione raggiunge un risultato che va oltre la semplice festa. È la manifestazione di un tessuto sociale che, nonostante le difficoltà della Venezia del 2025, mantiene la vivacità e il senso di comunità che anima questa parte di Castello. Un rituale che ogni anno si celebra di fronte alla Basilica di San Pietro fino al 1807, cattedrale del Patriarcato di Venezia, accanto ai bacini dell'Arsenale. Venezia è viva e la vitalità della città è dimostrata anche dalla sagra di San Piero di Casteo, che ogni anno ci propone qualcosa di nuovo e fa sì di ricordare quella parte culturale, quella parte religiosa, quella parte tradizionale, le regate, lo stare insieme in campo che è classico della nostra città. Ma non ci limitiamo al classico, ci espandiamo verso quello che può essere dimostrare a tutto il mondo che la nostra città ha quest'anima. Concerti, mostre, approfondimenti culturali, piatti della tradizione, un mercatino della solidarietà che coinvolgerà una decina di associazioni, infine la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco Moraglia, in programma domenica 29 giugno. Anche quest'anno una grande festa, una grande sagra di San Piero capace di proporre la tradizione ma anche delle cose nuove, quindi un aggiornamento in continuazione, un punto di riferimento per la città, un punto di riferimento per i cittadini e i suoi ospiti, quindi un ringraziamento da parte della municipalità all'associazione e a tutti i volontari che ogni anno rendono questa festa un momento indimenticabile. Ci colleghiamo subito in diretta con l'Università di Padova, dove il ministro della Difesa Guido Crosetto sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Oggi parleremo di cose un po' più grandi nel terzo mandato. Lei come la vede la storia del terzo mandato? Mi occupo di difesa, mi basta quello e avanza. Siete accattivati troppo questo quadro veramente terribile che ogni giorno sembra inserire un nuovo conflitto in uno scenario già devastante. L'Italia deve preoccuparsi secondo lei? L'Italia non deve preoccuparsi, io sì, perché ho la responsabilità della difesa dell'Italia. L'Italia non è il caso che si preoccupi, per adesso le guerre sono ancora lontane, anche se il mondo è un mondo più difficile di quello che c'era 4-5 anni fa. Un ipotetico scenario, secondo lei il Paese potrebbe essere pronto, dico, ad un'entrata in un conflitto? Non penso che l'Italia sia chiamata ad entrare in nessun conflitto. Anche durante il suo intervento ha sottolineato l'importanza del dialogo NATO-ONU. Il 5% del PIL però costa caro questo dialogo. Ma sai, il 5% per il PIL non è un obiettivo da raggiungere oggi, domani o tra 2 anni. Intanto alcuni paesi, intanto per adesso stiamo parlando del 3,5 in 10 come ipotesi di discussione, per cui poi vedremo nell'evolversi. Porci un obiettivo di crescita dello 0,1-0,2 l'anno non è un problema e non tocca altre spese. L'Italia deve riformare la NATO, deve cambiare questa NATO. No, noi dobbiamo cambiare gli organismi multilaterali. Io penso che l'unica opportunità che ha il mondo di avere pace nei prossimi decenni è di avere organismi multilaterali forti, credibili, in grado di intervenire quando una nazione calpesta il diritto internazionale o il diritto umanitario. Adesso non li abbiamo, quindi sta a noi cercare di costruirli, ma noi siamo tra i paesi che vogliamo e da 2 anni, da quando siamo al governo, parliamo di una nuova importanza degli organismi multilaterali. Ecco, l'Italia cosa può... Questo dunque il ministro Crosetto con i cronisti oggi in diretta adesso dall'Università di Padova. Focus TG termina qui, naturalmente vi racconteremo anche cos'è accaduto con il ministro nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale di Bassano del Grappa a partire dalle 18:50, a seguire quello di Vicenza, quindi il nostro talk show Focus questa sera alle 21:15 circa. Grazie per averci seguito, arrivederci.